In un emendamento alla manovra di bilancio della Regione Veneto, il Movimento 5 Stelle propone il ricalcolo di tutti i vitalizi degli ex consiglieri secondo il sistema contributivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che andremo a vedere gli ex consiglieri regionali quanto hanno versato, se non hanno versato abbastanza per prendere il vitalizio che stanno prendendo, gli verrà decurtato della parte eccedente. Questo avviene esattamente per tutti i lavoratori, equipara anche gli ex consiglieri regionali a dei lavoratori dipendenti, non si fa niente di irrazionale, non mandiamo nessuno per la strada. La proposta è ispirata ai provvedimenti approvati dalla maggioranza giallo-verde nei due rami del Parlamento. Leggi che a Roma sono state votate anche dalla Lega, ricordano i 5 Stelle. Vedremo se avranno il coraggio di fare lo stesso anche in Veneto. L'abbiamo già fatto alla Camera, l'abbiamo già fatto al Senato e adesso la stessa legge fatta apposta per la Regione Veneto l'abbiamo portata qui a Venezia, in Veneto, nella nostra bellissima regione, per estirpare alla base questo privilegio, dove vediamo purtroppo queste persone che stanno attaccate come cozzo allo scoglio dei privilegi, non se ne vogliono proprio staccare, ma non c'è nessun problema, abbiamo le leggi giuste, abbiamo gli strumenti giusti finalmente per riportare giustizia ed equità nella nostra regione. Così come scritta, replica il Presidente del Consiglio regionale, il leghista Roberto Ciambetti, la proposta verrebbe fatta a pezzi dal primo ricorso in tribunale. Approvare leggi come questa serve solo a fare propaganda politica. Mi sembra che il provvedimento presentato, che tra l'altro viene copiato pari pari quello che ha fatto Fico alla Camera, sia scritto abbastanza male. Ci sono secondo me dei passaggi che sono facilmente aggredibili in un tribunale. Quindi io non sono per fare delle leggi che poi vengono smontate o cadono al primo stormire di fronda. Questa maggioranza, ricorda Ciambetti, ha già approvato un taglio ai vitalizi degli ex consiglieri, ma nella forma giuridicamente inattaccabile del contributo di solidarietà. Questa formulazione, al contrario di quella dei 5 Stelle, reggerà i ricorsi già presentati. Per questo non siamo preoccupati dalla recente sentenza della Cassazione in merito alla vicenda degli ex consiglieri friulani. C'è una sentenza già arrivata al primo, mi pare anche al secondo grado di giudizio, in Piemonte su un provvedimento uguale che dà ragione al Consiglio regionale. Quindi io penso che il contributo di solidarietà, perché è previsto in maniera proporzionale e anche adeguata rispetto al volume e ai percettori dell'indennità differita, è limitato nel tempo, sia una cosa che assolutamente può essere difesa e che mi auguro darà ragione a quanto fatto dal Consiglio regionale.